Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale, i fatti del Friuli occidentale in primo piano. Nuovi distintivi di qualifica per la polizia, la novità per il personale della questura di Pordenone è stata presentata oggi a Palazzo Montereale Mantica. Da oggi anche i poliziotti della questura di Pordenone, come tutti i loro colleghi d'Italia, potranno esibire i nuovi distintivi di qualifica sulle loro divise, disegnati dall'esperto di araldica Michele D'Andrea. Una piccola rivoluzione, voluta nella riorganizzazione della polizia, dopo 38 anni dal distacco dai militari e a un secolo dall'introduzione dell'aquila come simbolo che continua a campeggiare nelle uniformi. Nuovi distintivi di qualifica che vogliono così sottolineare e rimarcare la nostra identità di amministrazione civile, sin dalla propria nascita, appunto dal 1852, 11 luglio, e attenzione, non è un voler prendere le distanze dal mondo militare al quale riconosciamo il patrimonio di estrema professionalità ed elevate competenze, è un rimarcare per l'appunto questo senso unitario della nostra origine come amministrazione civile. Compaiono per la prima volta il plinto araldico per gli agenti ed assistenti, il rombo dorato per i sovrintendenti, la formella per i funzionari. Sulla spallina di un agente fino alle 7 di questa mattina non c'era nulla. Da oggi è prevista per l'agente, appunto la prima qualifica, la presenza dell'aquila dorata, che è un elemento che ricorre su tutti, il nostro simbolo, su tutti i distintivi di qualifica, proprio per sottolineare questa identità e questa unitarietà. E poi via via l'araldica si ispira ad aspetti della vita quotidiana, per esempio il plinto per gli assistenti agenti. Il plinto rappresenta l'elemento portante di un edificio, quello che sostiene, no, tutto il peso, e quindi l'agente è colui il quale nella quotidianità anche è quello che accorre per primo attraverso i servizi di pronto intervento, degli uffici di protezione generale del soccorso pubblico, delle volanti, e quindi prestano la propria assistenza e il proprio soccorso a favore delle persone e della collettività. I nuovi distintivi però già fanno discutere molte le perplessità dei sindacati di polizia. L'introduzione dei nuovi distintivi di qualifica non ha soddisfatto tutti, in particolare i sindacati di polizia hanno manifestato più di una perplessità, sia per l'ingente spesa affrontata dal Ministero, sia per la qualità del materiale. Subito siamo stati poco convinti di questa innovazione, anche perché abbiamo ritenuto da subito, già nelle prime commissioni, che quel cambio che ci doveva essere non aveva ragione di esserci, in quanto distintivi di riconoscimento fino adesso per i gradi erano sempre andati bene. Ci interessava cambiare la divisa che da 50 anni ormai ci accompagna, quindi forse era questo, al di là del cambiamento della divisa operativa, c'è una divisa ordinaria, insomma giacca e cravatta per i servizi interni d'istituto, che dovrebbe essere rivista. In questo momento particolarmente storico, dove ci sono crisi economiche mondiali, sapere che sono stati spesi 5 milioni di euro per questi nuovi distintivi proprio non ci va. Con 5 milioni di euro la polizia potrebbe avere oggi dotazioni di mezzi anche a salvaguardia della vita del collega che è sempre in strada, e quindi avere un taser in tutte le città d'Italia e non ancora nelle famose città di sperimentazione di questo taser, che non fa avere un contatto fisico con una persona da fermare, sarebbe stato opportuno. In alcune parti d'Italia è stato segnalato come, dopo qualche ora di servizio al sole, i distintivi si siano scollati. L'FSP, che ricorda anche come in passato ci siano stati errori nell'araldico sulle camicie e scritte polizia con 2 Z nei maglioni realizzati all'estero, terrà alta la guardia. Siamo allo sport, arrivo di tappa oggi a Maniago per il Giro d'Italia femminile. A vincere è stata la britannica Elizabeth Banks, che ha staccato tutte le rivali partendo a 8 km dal traguardo. La città del coltello oggi era in festa.